questo è un problema che davvero non ha visto in prima fila combattere l'Unindustria, tantomeno nel caso della Sirma, dove un loro aderente, non un mio amico, ma un loro aderente, ha fatto la figura che ha fatto, mandando per strada senza motivi reali 250 persone. L'indice del sindaco Cacciari punta dritto nella direzione di Unindustria e dei suoi associati per il caso specifico della Sirma, per la quale si è parlato di tentativo di speculazione più che di vera crisi aziendale. Per riaccendere i riflettori sulla vicenda, una delegazione di lavoratori è intervenuta in Consiglio Comunale, rilasciando una breve ma intensa dichiarazione. Noi siamo a chiedervi come lavoratori di fare in modo che quella diventi, se non un'altra volta, un'area produttiva, che è una cosa ci piacerebbe, se non dovesse essere così, che quella diventi un'area verde, in modo che la speculazione non possa avere atto, perché nessuno di noi ha trovato finora lavoro per merito dell'ufficio collocamento. Sulla ricollocazione dei lavoratori, Cacciari assicura che il Comune si sta interessando attraverso le società partecipate. È vero però che la questione Sirma è legata alla più generale situazione della chimica di Porto Marghera. Sarebbero migliaia di lavoratori di botto per strada e nessuno potrebbe garantire a quel punto neppure l'ordine pubblico. È una bomba sociale che può scoppiare da un momento all'altro. Un orologio che sta contando il tempo, e credo che questo tempo scada fra meno di un paio di mesi, insomma. Ci troveremo di fronte a una bomba occupazionale su questo territorio dove nessuno in qualche maniera, soprattutto quelli che sono al governo, si sta interessando.